Eccolo là che arriva! È quello nuovo! È quello nuovo! Finalmente! Che bello! È bellissimo! Beh, il treno è sempre il treno, Buona domenica e bentornati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Partiamo dalla cronaca con l'ennesimo episodio di violenza nelle nostre città. Un'altra aggressione è avvenuta la notte scorsa a Varese, in via Como, a pochi passi dalla sede delle poste di Viale Milano. Un uomo di 36 anni è stato aggredito e rapinato da una coppia di ventenni, bottino poche decine di euro. Un'aggressione avvenuta con un coltello che ha causato il ferimento a un gomito del derubato. L'episodio è avvenuto verso le 2:30. Il ferito è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, dove è stato medicato e quindi dimesso. Secondo le prime frammentarie informazioni, uno dei due aggressori sarebbe stato già arrestato grazie all'intervento di una pattuglia della Postrada di Busto Arsizio con il supporto dei colleghi della Questura di Varese. A pochi giorni dall'inizio della settimana più divertente dell'anno, la Guardia di Finanza di Varese ha sequestrato circa 70.000 articoli di carnevale e di accessori vari, privi del marchio CE o comunque con marchio non conforme. Valore commerciale complessivo della merce sequestrata circa 60.000 euro. Segnalati alla Camera di Commercio e sanzionati 2 negozianti responsabili per aver violato la normativa in materia di sicurezza dei prodotti. In tema di Covid, sono trascorsi esattamente 2 anni dall'esplosione della pandemia in Lombardia, con la scoperta del caso zero avvenuta a Codogno. Sul tema è intervenuto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con un post su Facebook. La Lombardia, come poche altre zone del mondo, ha scritto, è stata travolta da uno tsunami. Ognuno, per quanto possibile, e cito per tutti medici, infermieri, personale sanitario e migliaia di volontari della protezione civile, ha messo in campo un'enorme solidarietà e grandissime competenze. Un pensiero particolare va a chi non c'è più, a loro una preghiera. Ora, ha aggiunto Fontana, guardiamo avanti consapevoli che la situazione sta volgendo al meglio e che proprio quello stesso spirito di compattezza che ha contraddistinto i giorni più difficili sarà l'elemento vincente per affrontare insieme con ottimismo il futuro. Ancora grazie a tutti i lombardi per quello che hanno fatto e continueranno a fare. A Cassano Magnago, volontari in azione per ripulire l'area industriale dai rifiuti. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Decine e decine di sacchi, tanti ne hanno riempiti domenica 20 febbraio a Cassano Magnago i volontari, membri di associazioni, sportivi e semplici cittadini che insieme al consigliere comunale Massimo Zaupa hanno ripulito la zona industriale a sud dell'abitato. Soprattutto hanno ripulito la zona di via Cadorna dopo il ponte dell'autostrada, pannolini gettati direttamente dall'autolaghi, ma anche serramenti, vecchi elettrodomestici, antichi passeggini e utensili da cucina. È stato raccolto di tutto e ora l'immondizia sottratta dai campi sarà avviata allo smaltimento. L'area ripulita è la stessa dove già insiste, oltre all'autostrada, anche Pedemontana. Sempre lì è previsto pure lo svincolo della 341 destinato a servire il Gallaratese. Proprio contro quest'opera si sono scagliati nei giorni scorsi alcuni gruppi ambientalisti, da Legambiente ai comitati spontanei di Cassano, che contestano i rischi a cui la zona sarebbe già soggetta, perché in fondo a via Cadorna che spagliano i torrenti Rile e Tenore. Secondo le associazioni, gli argini esistenti sarebbero troppo bassi. Passiamo ora al calcio. Per la Serie C, prezioso 0-0 sul campo della capolista Sud Tirol per una Propatria che, come l'andata, toglie punti alla squadra del grande ex Ivan Javorčić. I biancoblù, che contavano addirittura 9 assenti tra infortuni e squalifiche, hanno sofferto soprattutto nel secondo tempo, ma gli attaccanti altoatesini non sono mai riusciti a bucare la porta difesa dall'ottimo Caprile. In Serie D finisce 1-1 la sfida per il girone A tra Chieri e Varese, con i biancorossi che non riescono a concretizzare un notevole predominio territoriale. Sconfitta 2-1 sul campo del Casale, la Caronnese. Nel girone B invece bottino pieno delle nostre. Vince 4-2 sul campo del Leon l'Arconatese, mentre il Legnano regola di misura il Brianza Olginatese dell'ex Aldo Monza. Bene anche la Castellanzese che con un gol di Chessa nella ripresa batte 1-0 la casatese dell'altro grande ex Achille Mazzoleni. Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.